Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. E vediamo la velocità iniziale di Brando Musk, che conquista subito la testa nei confronti, ma si getta di galoppo dopo 100 metri di gara. Quindi Numero Brando 5 Brando Musk, che era leader, lascia squalificato. la testa BFG Francis, che precede Beautiful Trio, via via gli altri. Squalifica quindi per Brando Musk, che aveva colto partenza molto svelta, 16,3 i 200 iniziali. Guida dunque BFC Francis nei confronti di Beautiful Trio, terza posizione per Brufen Oil, che precede Beethoven Griff, e quindi Blue Light, che si è ricongiunta in coda al gruppetto dopo che anche Boomsy ha avuto problemi in partenza. Intanto 31,9 per i primi 400 metri di gara e cavalli in fila indiana al completamento dei 600 e della seconda piegata. 47,8 continua a guidare BFC Francis, Beautiful Trio in seconda posizione, poi Brufen Oil, ancora Beethoven Griff che precede Blue Light, che è la più appoggiata della corsa insieme a Beautiful Trio. Cavalli ancora tutti in fila indiana dopo il primo chilometro di gara. A questo punto esce, dopo i primi 1000 metri, 1,18,9, esce all'esterno Blue Light e cerca di recuperare il gap con i primi. All'esterno è seguito da Boomsy, che ha recuperato a sua volta dalla incertezza iniziale. Intanto un parziale in 15,6 davanti alle tribune. È iniziato l'ultimo giro con in vantaggio sempre Maurizio Cheli con BFC Francis, in seconda posizione lungo la corda Beautiful Trio. All'esterno si impegna Blue Light, 600 alla conclusione, 15,1 il parziale. Ora Blue Light arriva al sediolo di BFC Francis lungo la corda Beautiful Trio. Questi tre prendono un po' di margine ai rivali quando siamo a 400 dalla conclusione, parziale però in 14,2, è cambiata decisamente la musica. Ora BFC Francis cerca di arginare l'offensiva di Blue Light, che comunque rimane ancora al sediolo. Alla corda c'è Beautiful Trio che aspetta l'open stretch, retta d'arrivo con BFC Francis in vantaggio. Beautiful Trio che ci prova a centropista, BFC Francis si difende da Beautiful Trio che insiste. BFC Francis nel finale controlla e vince su Beautiful Trio, terzo posto per Blue Light. 1,17,2 con 29,3, un doppio 29,3 per gli ultimi due quarti di gara. Bella affermazione per BFC Francis e Maurizio Cheli. Il training è quello di Marcello Di Nicola, era un po' la terza, quarta forza del campo. BFC Francis vince invece in sicuro percorso di testa, respingendo nel finale tutti i tentativi di Beautiful Trio, che deve adeguarsi al secondo posto. Al terzo Blue Light per un ordine d'arrivo alla prima arcoveggio che numericamente recita 4-3-7.